Cari amiche e cari amici, quattro passi qui sulla Tenda TV, vi stiamo accompagnando alla scoperta di alcuni luoghi particolarmente significativi del nostro territorio. La scorsa settimana vi abbiamo portato al santuario di Sant'Augusta, luogo molto caro ai vittoriesi, ma il racconto non è ancora del tutto finito. Do il benvenuto come sempre a Silvia Bevilacqua, storica dell'arte, che è qui nei nostri studi e ci sta portando a braccetto in questi quattro passi, che inizialmente erano quattro passi, ma adesso ne abbiamo fatti tanti di passi. Siamo partiti da Revine, siamo andati a Manzana, poi ancora a Sant'Andrea e adesso siamo nella zona nord di Vittorio Veneto. Silvia, oggi che cosa vedremo? Oggi vedremo in qualche modo la discesa dal santuario di Sant'Augusta, la discesa nel versante diciamo nord-ovest, quindi quel percorso che dal piazzale, diciamo da quello che era il segno dell'antico oppidum dove sorge il santuario di Sant'Augusta, discende verso Santa Giustina. La prima tappa, il primo qualche minuto viene dedicato a ciò che si vede da Sant'Augusta, perché questo è molto importante. Questo certo noi lo ricordiamo come il luogo dove è vissuta, è stata martirizzata Sant'Augusta, ma era comunque un fortilizio del tardo antico, quando l'impero romano così vasto chiede aiuto a dei generali, a delle maestranze diciamo militari per difendere il proprio territorio, e capiamo perché qui nasce un fortilizio, perché da qui si vede tutto il territorio, quindi un esercito che nel V-VI secolo si muoveva nella pianura veneta veniva sicuramente visto da qui. Non solo, qui possiamo anche ammirare quella straordinaria modellazione che è avvenuta del territorio nei tempi evidentemente molto più antichi, quando gli antichi ghiacciai hanno plasmato il territorio, lasciando, ci mostra lo spazio, l'ampiezza di questa lingua del ghiacciaio che si è fermata, lasciandoci le colline di Castello Roganzuolo, Colle Umberto, San Martino di Colle Umberto, ma anche i fianchi, quindi potremmo dire la zona di Carpesica e la zona di Cappella Maggiore, Anzano e verso l'attuale Friuli. Quindi capiamo la geologia di un luogo, da un lato dove si è fermata la lingua e dall'altra parte dove è scesa, quindi sia lungo la Valle Apisina e poi quella parte che ha con il suo peso sciogliendosi ha creato i laghi di Revine, fermandosi sulla collina di Gai, creando la collina di Gai. E questo è il primo sguardo, perché chi sale a Sant'Augusta lo fa certo molti per devozione, ma molti lo fanno anche giustamente per salute, per andare in un posto molto bello, attività fisica, il corpore sano serve sempre, e per guardare, ammirare, elevare lo sguardo davvero rispetto magari alla nostra quotidianità fatta di corsa. Le altre tappe in realtà sono tre chiese, quindi abbiamo, scendendo, la chiesa di San Vincenzo Ferrer, un piccolo sacello dove all'interno era conservata una bella pala di Pietro Paietta, e poi conserva anche la memoria della famiglia Saler, quindi di padre Saler, uno di quelli che è morto nel bombardamento del 45 di via Caprera. Scendendo ancora arriviamo alla Madonna del Rosario, si trova a pochi passi dalla piazza di Santa Giustina, dove all'interno c'è una pala di Bepi Modolo, quindi ha un segno del sacro molto importante. L'ultima tappa è la chiesa di Santa Giustina, la sua lunga storia che viene sintetizzata e gli elementi artistici che sono un tesoro straordinario della nostra città. Ricordiamo solo che non solo la pala del Contarini, il soffitto, tutti gli elementi lapidei, ma soprattutto il monumento caminese, che è uno dei monumenti gotici più importanti, non di Vittorio, non del Veneto, ma dell'Italia intera, e mai valorizzato abbastanza. Con questo pochi secondi nel video vorremmo invitare tutti a soffermarsi davanti a questa opera straordinaria.
Ecco, quindi questo il percorso che faremo oggi, una sorta di completamento del percorso iniziato la scorsa puntata con la salita al santuario di Sant'Augusta. Questa volta facciamo la discesa nel versante retrostante. Come ti ho chiesto in tutte le puntate, a chi va il grazie per aver potuto realizzare questi video? Allora, il grazie innanzitutto va a chi ha avuto l'idea iniziale e quindi Gianni Carminati, che ha voluto e ha creduto proprio nell'idea di fare questi video, uno strumento per lui un po' moderno, un po' diverso, insomma, rispetto alle tradizionali testi scritti, brochure, eccetera, no? Ma ha creduto fortemente in questo. Ringraziamo per tutto il progetto i Lions di Vittorio Veneto che ci hanno supportato, no, in questa idea con le traduzioni in inglese, e poi la parrocchia, il progetto PNRR che è stato seguito dall'architetto Susanna Masette per i restauri Emanuela Ruggio, ma soprattutto in questo caso questo lavoro l'ho condiviso, l'ho vissuto insieme con Cristina Falsarella, e è stato una bella esperienza di mettere in campo un po' le nostre conoscenze attraverso esprimendolo con un mezzo che anche per noi era un po' nuovo. Ecco, anche perché, diciamolo, sono stati i primi video, diciamo, che abbiamo realizzato nell'ambito di questo progetto. Io ringrazio e saluto Silvia Bevilacqua come ogni volta per averci dato questa panoramica su quello che vedremo tra poco, quindi grazie ancora Silvia per essere stata qui con noi. E quindi adesso andiamo a fare 4 passi, continuando il percorso di Sant'Augusta. L'altra volta abbiamo fatto l'ascesa, oggi facciamo la discesa. Dalla balza su cui sorge il santuario di Sant'Augusta, il nostro sguardo abbraccia un vastissimo territorio. Vi riconosciamo le impronte dell'uomo, segni della vita e della volontà di lasciare bellezza. Imbocchiamo con lo sguardo la Val Lapisina, oggi caratterizzata da un'importante viabilità e dalle storiche centrali idroelettriche. Scorgiamo i borghi sul Visentin, memoria della vita dura di un tempo su quei ripidi crinali. Ecco il santuario di San Francesco di Paola e i paesi che si susseguono nella vallata. Scorgiamo poi con Alti, uno dei tanti borghi agricoli che circondano Vittorio Veneto. E poi la croce sul Monte Altare, le chiese sui colli e il castello di San Martino fondato dai Longobardi e testimone dell'antichità della diocesi di Ceneda. La città si distende sulla pianura e la sua lunga storia è racchiusa in palazzi, opifici, chiese, come la Pieve di Sant'Andrea. Il paesaggio è il frutto dell'azione dell'uomo che interviene sulle straordinarie forze della natura. Immaginiamo allora di togliere l'impronta dell'uomo e guardare con occhi geologici questo panorama. Le prealpi ci proteggono le spalle. Da un lato la lunga dorsale che culmina sul Visentin a quasi 1800 metri, dall'altro il massiccio del Pizzoc 200 metri più basso, sono esito del sollevamento alpino iniziato 50 milioni di anni fa e ancora in atto. Tra loro c'è la citata Val Lapisina. La sua sezione a U attesta che è stata modellata dal ghiaccio e dall'acqua, di cui passava un ramo del ghiacciaio che chiamiamo del Piave e che 10.000 anni fa, quindi in tempi molto recenti rispetto alla scala temporale che stiamo utilizzando, è stato deviato verso Belluno dalla grande frana del Fadalto. La stretta di Serravalle aveva costretto quella massa di ghiaccio e acqua a fare un'altra curva verso ovest, modellando la vallata e creando una vasta depressione che, allo scioglimento, ha creato un grande specchio d'acqua, di cui resta traccia nei laghi di Revinelago e Tarzo. Tra le prealpi e la pianura notiamo un susseguirsi di colline ordinatamente allineate. Sono costituite dai depositi delle erosioni dolomitiche prealpine, iniziate 50 milioni di anni fa, che sono poi stati spinti verso l'alto e ordinatamente ripiegati. Lo sguardo ora si spinge sulla pianura alluvionale trevigiana e vi riconosciamo con chiarezza la forma impressa dal ghiacciaio che, superata la stretta di Serravalle, scende e scava, ma poi si scioglie creando un anfiteatro morenico.
I rilievi sono costituiti da materiale eterogeneo provenienti dalle valli alpine attraversate dal ghiacciaio. Anzano e Cappella Maggiore a est, Carpesica, Scomigo e Liano a ovest sorgono sui fianchi di quel ghiacciaio, mentre San Martino, Colle Umberto e anche Castello Roganzuolo indicano la linea frontale. Il ghiaccio è arrivato fin là. È l'ultimo dei grandi eventi che hanno modellato il territorio. Siamo nel Quaternario, un tempo lungo che si avvia 2,5 milioni di anni fa. E poi pian piano l'uomo ha fatto il resto, creando bellezza. Uno dei percorsi più antichi per raggiungere il santuario di Sant'Augusta è quello che parte dalla chiesa di Santa Giustina. Deviando da via Pradal, calchiamo i nostri passi su pietre posate molti secoli fa per rendere più agevole la salita. Il rimboschimento rende oggi difficile riconoscere i prati che venivano falciati per ricavarne un po' di foraggio, ma i muretti a secco, un borgo, un ricovero sono testimoni della vita di un tempo. Al termine del tratto pianeggiante incontriamo la cappella di San Vincenzo. Non abbiamo documenti che rivelino la data di fondazione di questo segno del sacro, dalle forme architettoniche tradizionali ma non prive di grazia. Entriamo nella cappella e scopriamo che questo è un luogo anche delle memorie familiari. Questa cappella apparteneva alla famiglia di Giuseppe De Nardi, detto Iona, estintasi alla metà del Novecento. Ci sono immagini di Giovanni e Vincenzo De Nardi, i figli di Giuseppe. Il primo era sottotenente dell'8° reggimento dei Bersaglieri. Era nato a Vittorio, non ancora Vittorio Veneto, il 2 novembre 1889 e morì in un ospedaletto da campo vicino a Cormons il 10 giugno 1915, durante la prima battaglia dell'Isonzo. Morì prima di compiere i 26 anni e l'Italia era entrata in guerra da solo 18 giorni. Un'altra immagine ci mostra padre Raffaele Saler, che morì nel bombardamento di via Caprera del 1945. Vero tesoro di questa chiesa è la pala dell'altare maggiore. Raffigura la Madonna col Bambino in gloria e 2 santi, Sant'Augusta e San Vincenzo Ferrer. Sant'Augusta è posta di spalle, indossa un bellissimo mantello bianco sulla veste dorata, ha la corona, segno della sua regalità, in mano tiene un ramo di palma e dei gigli, simboli del martirio e della sua purezza. In basso notiamo una bellissima immagine molto particolareggiata del santuario di Sant'Augusta, di una cappella e della torre che precede la scalinata di Sant'Augusta. Questa descrizione è uno degli attributi di Sant'Augusta che ci permettono di identificare la santa. Più in alto troviamo San Vincenzo Ferrer, spesso è confuso con San Domenico, santo con cui condivide l'appartenenza all'ordine domenicano e perciò l'abito, la veste bianca e il mantello nero. Ma quello che lo precisa sono 2 attributi, il fuoco sopra la testa e soprattutto quella tromba che esce dalle nubi, simbolo delle predicazioni davvero apocalittiche che questo santo, nato a Valencia nel 1350, ha fatto nel corso della sua vita. È un santo che ricordiamo perché fu molto attivo nelle predicazioni per ricomporre lo scisma d'Occidente, quella diatriba tra le chiese di Avignone e di Roma che tenne separata la chiesa per 40 anni. Questo dipinto è opera di Elio Casagrande, un pittore vittoriese, ma in realtà si tratta della copia di una seconda produzione di un'opera di Pietro Paietta che attualmente è esposta alla Galleria Civica Vittorio Emanuele II
a Vittorio Veneto. Pietro Pajetta è uno dei cantori del nostro Ottocento, attivo tra Ottocento e Novecento, sia nella pittura di genere, è stato capace di rendere il gusto, la memoria della vita contadina di un tempo e fu attivo anche nell'arte sacra, dipingendo dei grandiosi soffitti nelle nostre chiese e anche delle pale d'altare della particolare intensità. Lasciata piazza Santa Giustina, ha inizio la salita di via Prada al Basso. Basta percorrere un centinaio di metri per raggiungere la Cappella del Rosario, meta ancora oggi di processioni e luogo di preghiera. Il grazioso edificio sacro risale ai primi del Novecento ed è stato oggetto di un importante restauro nel 1975. I toni caldi della pietra si sposano con le finiture ad intonaco color cociopesto. Il portale d'ingresso è delimitato da un cancello in ferro battuto in stile Liberty che permette di scorgere in ogni momento la pala d'altare. Questa è una delicata immagine della Madonna in trono con Gesù Bambino in braccio, in dialogo con una comunità variegata: giovani donne, una madre con un neonato tra le braccia, un anziano inginocchiato. Ricevono le corone del rosario e una ragazza porge alla Vergine una rosa bianca. Sullo sfondo il paesaggio locale, le pendici del Visentin, il Monte Marcantone e la sagoma delle fortificazioni. Il dipinto reca la firma del pittore Giuseppe Modolo. Questo artista nasce a Mareno di Piave nel 1913, ma la sua famiglia si trasferisce a Santa Lucia di Piave quando lui ha 9 anni. È il parroco, Monsignor Vittorio Morando, ad affidarlo allo scultore Riccardo Granzotto, noto come Fra Claudio e proclamato beato nel 1994. Questo artista lo seguirà fino al 1933. Con lui studia storia dell'arte, in particolare il Cinquecento veneto, si esercita nella prospettiva e nel disegno. Nel frattempo frequenta la scuola d'arti e mestieri di Conegliano. Nel 1958 si trasferisce con la moglie Rina e i 5 figli a Creazzo, nel Vicentino, ma continua a lavorare soprattutto come frescante in Friuli, nel Trevigiano e nelle numerose chiese della diocesi di Vittorio Veneto. Questo dipinto ben rappresenta la poetica dell'essenzialità e dell'immediatezza del Modolo. Depura via via l'immagine sacra da qualsiasi inserimento superfluo, sia esso storico o naturale, per offrire in modo efficace una comunicazione diretta con le verità della fede. Ciò avviene anche in termini formali, mediante la riduzione della gamma cromatica in pochi colori puri, stesi a campiture geometrizzanti. Essenziali sono anche le linee della composizione, che convergono sulla gestualità per precisare le emozioni dei personaggi. La chiesa di Santa Giustina si riconosce per le sue forme semplici, per il colore bianco e per l'eleganza del suo campanile. Venne completata all'epoca del vescovo Pietro Leoni, che fu vescovo di Ceneda tra il 1667 e il 1691, il cui stemma si trova all'interno. La massiccia cantoria lignea, gli stalli del coro, il pulpito e soprattutto le partizioni a stucco del soffitto ci dicono che questo è stato un convento che non mancava di raffinatezza e di eleganza. Il convento sorgeva sul lato destro. È stato poi riutilizzato come caserma, bombardato e sostituito da un'industria tessile. Il soggetto della pala d'altare ci conferma la dedicazione di questa chiesa a Santa Giustina, raffigurata qui in gloria.
Ai suoi piedi ci sono le figure di Sant'Agostino e di sua madre Santa Monica. In questo modo abbiamo la conferma che questo monastero era agostiniano. L'opera è di Giovanni Contarini, un pittore veneziano, risale al 1602 e venne collocata in questa chiesa grazie all'intermediazione di Minuccio Minucci, arcivescovo di Zara. Lo stesso soggetto della pala d'altare è ripreso anche nel grandioso soffitto di metà Settecento che occupa la parte centrale dell'aula. Il monumento a Guido Casoni, importante poeta e uomo di legge serravallese, ci dice quanto la chiesa di Santa Giustina sia stata un luogo per conservare le memorie storiche dell'intera città. Altre lapidi presenti sulle pareti di questa chiesa ci raccontano invece la nobiltà delle fanciulle che qui si fecero monache. Ma la prima citazione di questa chiesa risale addirittura al 1170, quando Sofia da Colfosco fa una donazione ai monaci dell'abbazia di Follina. Nel 1228 poi gli stessi monaci doneranno questa chiesa, chiamata Santa Giustina de Runchis, a ricordare che si trovava in un luogo da disboscare, al vescovo di Ceneda. In questo momento si passa dai benedettini agli agostiniani e soprattutto la chiesa entra definitivamente nell'orbita dei Caminesi, i potenti signori di Serravalle. Ecco perché al suo interno troviamo il monumento funebre a Rizzardo VI da Camino, morto nel 1335, l'ultimo dei Caminesi di Sopra. Quattro figure maschili, dai volti dolenti e in abito da parata, portano sulle spalle l'arca del loro Signore. Sono figure stilisticamente riferibili alla scultura lombarda o veronese di primo Trecento. Seguendo i modelli invece della scultura veneziana del tempo, l'arca alterna lastre in porfido rosso e formelle raffinatissime. Rizzardo IV è vestito da guerriero sceso da cavallo. Rizzardo VI offre l'anima alla Chiesa, rappresentata da Maria tra i santi Pietro e Paolo. Disteso sopra l'arca, Rizzardo VI è bellissimo. Indossa gli abiti del proprio rango, una lunga veste, la mantellina ornata da pelliccia e porta la lunga daga riposta nel fodero. Le mani e il volto sono naturalistici, perfino moderni. Sono confrontabili con le opere di Giovanni Pisano o di Marco Romano e per questo il monumento caminese risulta una delle opere più importanti del gotico italiano.